sono più allegra di una Gaia, quindi Gaie. Come ha detto Mariano, vi accompagno fino alla fine del viaggio, saremo insieme, quindi facciamo questo tour che prima di tutto voglio fare i miei complimenti. Avete scelto un bel tour veramente. Chi ha scelto? Gianfranco? Lei avete scelto insieme? Bene, perché veramente questo è un tour molto bello, vedremo delle cose eccezionali, uniche nel mondo, come la Cappadocia, come Pamukkale, come Efeso, come Istanbul, che è una città veramente meravigliosa. C'è qualcuno che è venuto prima a Istanbul oppure in Turchia in generale? Lei quando? Nel 2005. Bene, 2005. Comunque è cambiata ancora? Com'è? Sono tornata perché mi ha... Sì, è cambiata. E tutta la Turchia, il bautista invece si chiama Mehmet. E Mehmet ci accompagna in questi 3 giorni, ok? Perché il giorno in cui noi partiamo per la Cappadocia, lui ci lascia all'aeroporto di Atatürk nelle parti nazionali stavolta e noi prendiamo il volo per andare ad Ankara, ok? D'accordo? Sì, Mehmet, e poi avremo un altro autista che ci accompagnerà per tutto il viaggio fino a Smirne. Allora, siete arrivati all'aeroporto di Atatürk, penso che prima di uscire, prima di venire in Turchia, avete letto qualche cosa oppure avete sentito anche prima chi è Atatürk, lo sapete, è il fondatore della Repubblica Turca. Nel 1923, signori, Atatürk ha fondato la Repubblica che è nuova, possiamo dire, abbastanza nuova, abbastanza giovane la Repubblica, è una Repubblica democratica e laica. Prima invece della Repubblica c'era l'impero ottomano, come sapete, ed era un paese dove diciamo la religione sempre ancora oggi è la religione musulmana, però anche le regole, cioè lo Stato veniva governato con le regole della religione. Invece Atatürk ha portato questo laicismo, praticamente la Turchia è diventato un paese laico, questo cerchiamo di mantenere a lungo tempo, ecco, soprattutto negli ultimi anni forse sentite alcune notizie, poi avremo possibilità di parlare di tutte queste cose. Allora, la capitale è Ankara, però Istanbul è ancora la più importante città della Turchia, come sapete, e ha 15 milioni di abitanti. Forse voi avete letto 10, 12, eccetera, però l'ultimo censimento ci ha dato 15 e tanti anni fa, purtroppo ancora le notizie delle guide sono vecchie, e molto probabilmente... E poi dopo continuavano alla strada, a fare la strada fino ad arrivare al loro palazzo. Allora, dicevo, questo è il Mar di Marmara e il compitino di stasera, che vi do io ogni giorno un compitino, è di studiare la carta geografica, va bene? Domani interrogo. Ci piace la geografia. Allora, lo stretto del Bosforo è l'unico passaggio per andare dal Mar di Marmara al Mar Nero verso la direzione nord, ok? Che adesso noi dall'aeroporto eravamo dalla direzione del sud e stiamo andando verso nord, quindi fra un po' sulla destra vedrete un altro continente, non è molto lontano, è molto vicino, in verità non sembra un altro continente, però Asia e Europa qui si avvicinano. Faccio vedere le mura di Costantinopoli, che queste mura erano lunghe 22 km, signori. Immaginate che questa città all'epoca di Teodosio, perché queste mura sono dell'epoca di Teodosio, aveva un perimetro di 22 km. Riuscite a immaginare questa città, la grandezza di questa città? È una cosa veramente, per quel periodo, è una dimensione incredibile. Allora, c'erano 2 cinte di mura che circondavano e invece sulla sinistra qui, guardate, la stazione ferroviaria dell'Orient Express. Sì. Önce birçok orada
Monferrato.